Ciao Marco. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale. Invito il segretario comunale a fare l'appello. Sindaco, Nilo Sabrina, Dorigo Matteo, Guglielmini, Busso Francesco, Antelmo, Pellegrini, Giusto Alessandra, Marchesano Rocco, Fabrizio, Donotto Fabrizio, Noia Giovanni, Danò Antonio, Gino Marco, Moreno Alessandro, Paolo Marco, sempre giustificato dal commesso Giustifico le assenze del consigliere Pellegrini e del consigliere Dorigo, motivi personali, grazie. L'assenza del consigliere Tavolo per motivi personali. Penso che l'abbia anche avvisato. Grazie. Procediamo alle riunioni di due degli scrutinatori. Allora, il consigliere assessore Busso, il consigliere assessore Minoia e il consigliere Guglielmini. Abbiamo ora i lavori con le comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Costituzione dell'organizzazione di gestione della destinazione turistica. Con la legge regionale del Veneto 14 giugno 2013 numero 11, il legislatore regionale ha disegnato l'ordinamento turismo veneto sostituendo i sistemi turistici locali con i sistemi turistici tematici, collocando a cavolo il sistema turistico tematico mare spiagge. La norma introduce la figura dell'OGD, organizzazione di gestione della destinazione, come consiglio di destinazione orientato alla creazione di una sinergia pubblico-privato per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione di prodotti turistici della destinazione. Con le deliberazioni di giunta regionale numero 2286 e 2287 del 10 dicembre 2013 sono stati definiti i criteri e parametri per la costituzione delle OGD. Cavia come località turistica integra, avendo più di 1 milione di presenze nella media del triennio 2010-2012, nonché sono state disciplinate le attività di informazione e accoglienza turistica, standard minimi di informazione e accoglienza, caratteristiche e segni distintivi, soggetti titolati alla costituzione dell'OGD. Il Comune di Cavia, in quanto soggetto titolato, in forza della citata norma regionale, ha già manifestato alla Regione Veneto in data 4 febbraio 2014 l'interesse per la gestione del servizio di informazione ed accoglienza. A tali manifestazioni di interesse sono seguiti vari incontri istituzionali inerenti all'oggetto della presente comunicazione, le quali l'audizione di sesta commissione consigliare della Regione Veneto in data 29 agosto 2014, la condivisione della strategia nel tavolo di coordinamento dei sindaci della Costa Veneta in data 5 settembre 2014, la discussione in conferenza sindaci del 10 settembre 2014, la discussione nell'ambito della consulta sul turismo della città di Cavia in data 16 settembre 2014 ed infine l'incontro tecnico presso la Regione Veneto svoltosi ieri mattina. Nei prossimi giorni la bozza dell'atto costitutivo dell'organizzazione di gestione della destinazione sarà inviata agli enti istituzioni nonché alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative al fine di verificare quali soggetti intendono costituirsi partner in questo processo di riordino del sistema turistico. Seguirà la costituzione e la richiesta di accreditamento presso la Regione Veneto.
Grazie Sindaco. Ora chiedo se ci sono delle interpellanze. Prego Capogruppo Teso. Sì, Presidente, una interrogazione urgente, se posso avere anche risposta visto che si cita il regolamento. Allora, il gruppo consigliare Noi per il bene della nostra città presenta un'interrogazione urgente. Il gruppo Noi per il bene della nostra città sollecita dibattito e votazione in merito al tema lettere anonime che stanno colpendo tutto il Consiglio Comunale e quindi le figure istituzionali dei singoli consiglieri e sindaco, previo confronto con i capigruppo. Chiedo che questa cosa, chiedo se è fattibile perché è già discussa questa sera o se mi dà una risposta in merito. Grazie. No, se volete, sì, se volete riunirvi con i capigruppo, la discusso. Grazie.
Sì, visto e considerato quello che è stato detto tra i capigruppo, la presenza del sindaco e anche il Presidente del Consiglio, abbiamo deciso, visto il tema così importante, di concordare assieme una mozione contro un atto così terribile che viene fatto nei confronti di tutti e di fare una forma comune, se tutti sono d'accordo, per il prossimo Consiglio. Grazie. Ci sono altre interpellanze? Interrogazione al signor Sindaco e al Consorzio della Bonifica. Il gruppo consigliare Noi per il bene della nostra città chiede se la delega ai lavori pubblici conferita al consigliere Giovanni Commisso sia adeguata e compatibile per lo svolgimento della sua mansione. Il tutto nasce da alcune riflessioni che poniamo alla vostra attenzione. La prima del fatto che l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Commisso sia dipendente con qualifica e attribuzione sul territorio di Caorle, e sottolineiamo Caorle, dell'ente Consorzio di Bonifica, il quale ente abbia una stretta collaborazione e condivisione con gli uffici tecnici comunali. La seconda, che è forse la più importante, è che essendo ormai in esecuzione di PAS e quindi dei primi P, dove l'ente di consorzio bonifica ha diritto di verifica, potrebbero crearsi interferenze non del tutto chiare da di parte. Quindi, alla luce di quanto esposto, crediamo che ci siano elementi di incompatibilità tra il lavoro dipendente e il ruolo politico esercitato in questo momento dall'assessore Commisso Giovanni. Chiediamo quindi al signor Sindaco e al Consorzio di Bonifica di esprimere parere scritto sulla richiesta da noi posta. Il gruppo Noi per il bene della nostra città. Grazie capogruppo. Prego consigliere. Interpellanza al Sindaco e al capogruppo Zanno Antonio e Commisso. Oggetto: conoscenza dello stato dell'attività amministrativa in virtù del nuovo patto di governo descritto nella mozione di fiducia costruttiva al Sindaco pertinente al suo ambito sociale, suggellato in data 19 dicembre 2013 con protocollo numero 0040423 con risposta istituta consigliare come previsto dall'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Il gruppo consigliare Noi per il bene della nostra città, tenuto conto del nuovo programma di governo siglato con la ex minoranza Commisso Zanon Giro,
auspicava ed invocava al senso di responsabilità del Consiglio Comunale quale metodo di giudizio per la drammaticità dei temi sociali emergenti, nuove povertà, anziani, politiche giovanili per l'occupazione e la residenzialità stabile, lavoro, tensioni sociali, dipendenze, eccetera, chiede alla quale maggioranza, ma soprattutto ai due capigruppo Zanone e Commisso, quali nuove misure sono state adottate in questi 10 mesi di governo e quali risultati sono stati ottenuti. Qual è stata cioè la nuova politica sociale e quali sono stati i risultati che hanno giustificato la firma di questa nuova alleanza di governo cittadino e in che cosa questa divergeva dalla precedente politica. Vi chiediamo di sapere perciò, visto gli impegni assunti del nuovo programma di governo, quali nuove misure sociali in questi 10 mesi sono state introdotte per arginare il dramma sociale da voi prospettato, financo a giustificare la vostra mozione di fiducia al sindaco. Ovviamente noi ribelliamo la nostra città. Grazie consigliere Termo. Prego. Interpellanza al sindaco e al capogruppo Zanone Antonio. Oggetto teatro comunale. Risposta in seduta consigliare come previsto dall'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Il gruppo consigliare noi per il bene della nostra città, sapendo che il capogruppo Zanone Antonio è stato delegato, come da lui stesso ha tornato più volte in questo Consiglio Comunale, alla finalizzazione del teatro Mafile, volevamo sapere nel dettaglio quali e quanti incontri egli ha fatto negli ultimi 10 mesi, con chi. A proposito, sarà gradito avere tutti i verbali di medesimi incontri e se i medesimi hanno prodotto qualche svolta positiva al completamento dello stesso teatro. Vorremmo quindi conoscere qual è lo stato dell'arte del suo impegno in questi 10 mesi e se esso ha prodotto risultati differenti di quando era assessore ai lavori pubblici nel periodo 2007-2011. Ovviamente non per il bene della nostra città. Grazie consigliere. Ci sono altre interpellanze? Passiamo alle risposte delle interpellanze scorse. Prego, Sindaco. C'è la risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica prima, avente all'oggetto l'ospedale unico. Ho anzitutto precisato che per aver richiesto la conferenza sindaci e sanitaria del Veneto Orientale in rapporto all'argomento in oggetto non è un parere vincolante, è un regolamento consultivo. Tale richiesta nasce infatti da un'esigenza fatta dalla Regione Veneto, prima di assumere la decisione finale di interessare il territorio del Veneto Orientale in questo procedimento di individuazione della possibile localizzazione del nuovo presidio. La conferenza dei sindaci sanitari del Veneto Orientale si è espressa all'unanimità in favore dell'ospedale unico sia nelle delibere del 2014 che quelle del 2013, di conforme a tutti i comuni del Portogorese e del Sedonatese si è espresso anche il comune di Cavale. Tant'è che a seguito delle citate deliberazioni la Regione Veneto ha modificato l'iniziale versione del piano socio-sanitario regionale, introducendo la previsione dell'ospedale unico come obiettivo finale, confinando l'attuale ripartizione delle elezioni interno Socorro in metro superare. Rispetto alle candidature proposte sono stati fatti studi approfonditi che sono all'esame da parte di 5 tecnici nominati alla stessa conferenza, con riferimento tra gli altri ai seguenti indicatori: baricentricità, percorrenze, accessibilità, rischio idrogeologico, criticità ambientali, rischio epidemiologico, vincoli urbanistici, natura archeologica, paesaggistica, demaniale, militare e altro, stato dei trasporti pubblici e collegamenti di emergenza. I risultati ottenuti sono state proposte da parte dei tecnici delle pesature che pure sono oggetto di esame da parte della conferenza. È evidente a tutti tuttavia che la riorganizzazione della rete ospedaliera, come prevista nel documento di programmazione regionale, non può basarsi unicamente sulla realizzazione di un presidio di eccellenza, ma deve passare inevitabilmente per la costruzione di una completa rete di servizi, le cosiddette strutture intermedie, come meglio si dirà in occasione della discussione dell'ordine del giorno sull'ospedale unico e in programma nell'odierno Consiglio Comunale, alla cui discussione Amplius si rinvia. Grazie Sindaco. Rispondiamo alla prossima interpellanza. Scusate, Presidente, volevo intervenire se posso. Prego. Grazie Presidente.
per manifestare la non soddisfazione rispetto alla risposta ricevuta, perché fondamentalmente con l'interpellanza che avevamo fatto cercavamo di capire quale fosse stato l'iter e soprattutto la tempistica delle decisioni del Comune di Caule, che è rappresentato sì dal sindaco, ma che nella persona di Luciano Stivoli rappresenta anche il presidente della conferenza di sindaci per quanto riguarda la sanità, e che si è espresso in quella sede prima ancora che il Consiglio Comunale di Caule avesse deciso qualche cosa o avesse comunque deliberato sull'argomento, tant'è che appunto l'ordine del giorno sull'ospedale unico viene discusso questa sera come ultimo punto dell'ordine del giorno di questa seduta di Consiglio Comunale. In altri termini, a noi spiace constatare che il Comune di Caule, per voce del sindaco, abbia preso posizione rispetto a un argomento così importante e delicato, prima ancora che l'Assemblea cittadina ne avesse discusso. Tra l'altro, in occasione della recente, anche se in realtà ormai è già trascorso quasi un mese, riunione di commissione consigliare nella quale è intervenuto il direttore generale dell'ASL, abbiamo potuto apprendere che di fatto le ipotesi che sostengono questo cosiddetto ospedale unico poco, secondo il nostro parere, si attagliano conto con le esigenze del territorio. Mi riferisco in particolare alle questioni che avevamo per essere sollevato rispetto alle particolari attenzioni di un territorio che è quello del Porto Guarese, dove insistono due ambiti turistici di particolare pregio, di particolare peso anche. Se dovessimo ragionare soltanto, ma questo non è l'unico argomento, tenendo conto del peso generato dalle presenze turistiche dell'ambito e quindi delle località di Bibione e Caule, allora dovremmo evidentemente rivendicare una autonoma ospedaliera e non un ospedale unico che faccia riferimento all'intero ente orientale. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'altro ambito, che è quello che coinvolge le località di Eraclea e soprattutto di Jesolo, posto che comunque Jesolo è una struttura sanitaria, esiste, ma soprattutto a Caule abbiamo un vero punto di intervento, non abbiamo neanche un pronto soccorso che sia degno di tale norme. Abbiamo un servizio sanitario locale che in realtà non è in grado neppure di rispondere a quelle che sono le esigenze primarie. Mi riferisco agli interventi che faceva in sede di commissione lo stesso capogruppo marchesano, portando all'attenzione dei presenti di episodi, anche se non ho capito male, poi casomai interverrà il controllo marchesano, di sua diretta conoscenza, dove mancava il personale in grado di rispondere all'emergenza sanitaria. Ora io penso che Caule, dove si generano circa 4 milioni e mezzo di presenze, debba subire le scelte di una politica distonica e soprattutto non in sintonia con le reali esigenze di un territorio qual è il nostro, bene, non debba essere accettata come soluzione. Soprattutto che tale soluzione possa prescindere da quelli che sono gli interessi locali che devono essere portati nelle sedi appropriate dal primo cittadino, sia un atteggiamento che quantomeno vada censurato. Da questo punto di vista io ribadisco, non mi ritengo soddisfatto, salvo rinviare, come mi pare di aver già capito il sindaco abbia inteso fare, l'ulteriore discussione quando affronteremo il punto relativo all'ordine del giorno. Prego, sindaco. Siccome ritengo che ovviamente il tema va trattato dopo, non essere in discussione dell'ordine del giorno secondario unico, rispondo. Prego, consigliere Tolò. Solo una precisazione dalla dichiarazione che ha fatto il sindaco. Non ho capito se la conferenza dei sindaci abbia analizzato la questione e abbia stabilito che l'ospedale unico era la soluzione migliore e di conseguenza l'unità sanitaria, la direzione dell'unità sanitaria abbia creato tutto il lavoro
di organizzazione di questi 500 posti di un'unica struttura in seguito a una decisione della conferenza dei sindaci, o se questo piano era stato proposto dall'azienda ospedale unico, quindi sull'accentramento di 500 posti letto in un'unica struttura, era un progetto e un programma che è stato esaminato poi e quindi ritenuto idoneo anche dalla conferenza dei sindaci. Prego, Sindaco, c'è una questione procedurale, posso anche rispondere subito. Il piano sociosanitario regionale nella versione iniziale è stato presentato con una tripartizione nosocomica, quindi la conservazione dell'ospedale di Portogallo, dell'ospedale di Seconda di Piave e dell'ospedale di Jesolo, con però la ricondizione di competenze, in modo da accettare sull'ospedale la specificità, e quindi si parlava della ripartizione del sociosanitario dell'ospedale di Portogallo come ospedale cosiddetto chirurgico, dell'ospedale Seconda di Piave come ospedale medico e dell'ospedale di Jesolo come ospedale riabilitativo, riprendendo una storia dell'ospedale di Jesolo che troveremo negli atti consigliari ancora molto probabilmente, negli atti della conferenza ancora molto probabilmente 10-15 anni fa, perché ha tanto da parlare di alla tematica. Nella prima versione poi c'è stata una richiesta da parte della direzione generale dell'ASL di valutare l'ipotesi che si potesse realizzare meglio tempore questa ripartizione e tripartizione potenziale nella questione del piano sociosanitario, salvo però mirare a addivenire alla realizzazione dell'ospedale unico, che non è la sommatoria di 3 ospedali, ma è un presidio di eccellenza, non è un nucleo, ma è un presidio di eccellenza comunque, dove si portano prima di eccellenza, dove si hanno delle specificità che non si rivengono oggi nei tre nosocomi territoriali del provvedimento. Questa richiesta è partita dalla Regione Veneto, ha chiesto alla conferenza dei sindaci del Veneto d'Italia di esprimersi per dire cosa ne pensava sul punto. La prima delibera non è del 2013, risale del 2011, ma allora si votò già per l'ospedale unico in conferenza sindaci. Dopodiché è rimasta lettera morta proprio perché il piano sociosanitario arrivò in quella versione. Nel 2013 è stato votato da tutti i 20 sindaci favorevolmente all'ospedale unico e poi ribadita nel 2014. Quello che ha chiesto la Regione Veneto era: volete l'ospedale o non lo volete? Unico, quindi un ospedale nuovo sostanzialmente. La conferenza dei sindaci si è espressa per 2 volte consecutive con il voto all'unanimità. Ultimamente, dalle criticità che derivano all'esito dell'esame della relazione, stanno emergendo la necessità, che io tra l'altro condivido e ho condiviso in ogni sede, che non solo l'ospedale unico si deve parlare, ma si deve parlare delle cosiddette compensazioni del territorio, per cui se l'ospedale viene realizzato più vicino al Friuli, più lontano dalla regione, è chiaro che i territori che non sono asserviti direttamente all'ospedale unico devono avere delle strutture intermedie come di eccellenza per compensare i bisogni primari delle necessità sanitarie dei cittadini turisti. Precedentemente, se dovesse trovare localizzazione più verso il Trevigiano con un sito trasporto tipo San Anna di Piave, è chiaro che deve essere il portoghese a subire analoghe compensazioni, non a subire, a godere di analoghe compensazioni. Questa è la tematica oggetto di discussione sostanzialmente in conferenza la prossima settimana. A seguito di questa delibera della conferenza di sindaci, la Regione Veneto ha modificato il piano sociosanitario, lo ha approvato con la previsione dell'ospedale unico, a quale poi è arrivata la delibera di fine marzo del direttore generale dell'ASL, che ha approvato il piano aziendale conformemente. Grazie Sindaco. Continuiamo con le risposte alle interpellanze. Prego Assessore Zuso. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La risposta all'interpellanza presentata dal gruppo regionale della nostra città è denominata "Utilizzare non significa tagliare". Rispetto all'interpellanza presentata in data 29 luglio 2014 relativamente agli accordi previsti con ASPO sull'ottimizzazione del servizio di igiene urbana, si relaziona su quanto messo in atto prima della stagione estiva e su quanto previsto a partire dal mese di ottobre del prossimo 21, il tutto mirato ad un nuovo assetto del servizio per l'anno 2015. Maggior controllo del territorio. A mezzo dell'istituzione della figura di ispettore ambientale sono stati effettuati numerosi controlli sulle modalità di contenimento e sono stati contattati numerosi cittadini e attività allo scopo di informare
notificare comportamenti non virtuosi. In alcuni casi, in collaborazione con la polizia locale, sono state emanate anche sanzioni nei confronti di utenti con comportamenti ripetutamente scorretti. Tale lavoro tuttavia è stato fatto anche per avere dei dati puntuali e precisi sull'andamento della raccolta differenziale, per avere un quadro di riferimento quanto più preciso perché si induce i punti critici dell'attuale sistema di raccolta. Dall'analisi di tali dati si è pervenuto a mettere in atto, a partire dal 2015, alcune modifiche del metodo di raccolta che saranno descritte in seguito e saranno oggetto di seduta sul confronto con le varie categorie. Razionalizzazione e spazamento. La verifica sul territorio del confronto con tali dati, con i giri di macro operativi, si è riscontrato che alcune vie erano trattate con frequenze troppo elevate, ad esempio giornaliere e settimanali, quando invece non si presentava la necessità. Pertanto si è optato per ridurre le frequenze come la garanzia di mantenere gli standard del servizio. I dati relativi a tali modifiche sono già stati trasmessi al gruppo che ha presentato l'interpellanza. Lo stesso principio si opera in tutto il territorio comunale, tranne, e sottolineo tranne, per il centro storico e tutta l'area regionale. Riduzione e conferimento di rifiuto secco. L'obiettivo posto dall'amministrazione, anche dal punto di vista della riduzione dei costi di conferimento di tale tipologia di rifiuto, come noto è molto elevata e non comporta ovviamente alcun recupero in termini di vendita di prodotto, è raggiungibile solo attraverso l'aumento della percentuale di rifiuto differenziabile. Per incentivare gli utenti di conferimento in forma differenziata verranno a breve rivisti il posizionamento e le tipologie di contenitori, investimento quasi nullo, creando piccole isole dotate di tutti e quattro i contenitori, quindi uno, PL, carta e secco, così da agevolare i conferimenti da parte dell'utenza domestica. Le utenze produttive, bar, negozi, alberghi e ristoranti dovranno aderire alla raccolta porta a porta con tutte e quattro le frazioni, organizzando una giornata di raccolta e con frequenze variabili nel corso dell'anno. Tali interventi, comportati un investimento minimo in termini di attrezzature, quindi contenitori, energi, operatori e macchine, si stima un aumento della percentuale di differenziata, quindi guadagno dalla vendita, e conseguentemente diminuzione dello scorso di smaltimento della frazione del secco. Per tutto quanto sopra detto si vince come ottimizzare non abbia, non stia computando tagli al servizio, ma bensì rappresenta una diversa gestione del sistema di raccolta e di conseguenza dei costi di smaltimento che speriamo riescano a diminuire. Restando a disposizione questi ulteriori chiarimenti, ringrazio l'assessore per questa risposta, che però non ho capito, assessore, una cosa. Lei fa riferimento al 2015, da come ha detto. Comunque era riferita al 2014, però mi fa piacere perché lei questa sera comunque ha già annunciato che farà dei cambiamenti e ottimizzazioni, come li chiama lei, per il 2015, questo non fa altro che piacere. Però, vede, la stessa interpellanza, posta in modo diverso, ma il contenuto era uguale, era stata fatta per iscritto, a cui devo dire ha dato una risposta molto, ma molto contenuta, forse non in grado, perché non aveva i dati, e mi risponde anche che come consigliere devo compilare un modulo per avere i documenti, però ho visto che stasera li sapeva i dati. Quindi su quello che lei ha dichiarato nel Consiglio Comunale del 15 aprile, dove dichiarava che ottimizzazione non significa tagliare, invece non si è dimostrato, perché l'ha detto anche questa sera e sarà oggetto anche per il 2015 che ci saranno i tagli, degli spazzamenti, gli scarabini e quant'altro, quindi significa tagliare. Credo che di lamentele, poi faremo comunque richiesta, e l'ha detto anche lei, per gli ispettori ambientali, ci siano state delle lamentele continue, vuol dire che il servizio, non dico che sia stato un servizio non attivo, ma un servizio carente perché mancante. Poi su un altro passaggio, assessore, vede, lei prima mi dice nella dichiarazione del Consiglio Comunale del 15 aprile che già nel 2 mesi erano stati assunti gli ispettori, e la risposta mi dice in agosto, un mese fa. Volevo capire, sono assunti o no? Sono stati operativi? Perché è contraddittorie le due affermazioni che ha fatto davanti al Consiglio Comunale. Se vuole le rileggo anche il passaggio. E sono in carico alla Polizia Municipale, chiederemo giustamente se lei non sa, magari a chi
capisco anche per l'entità di lavoro, chiederemo al comandante della polizia municipale di fornire dati oltre a quelli che lei ha dato questa sera. E se vuole le leggo le sue dichiarazioni, il Consiglio Comunale dove se ne vada pure a rileggere del 15 aprile, dove diceva che era già da 2 mesi che erano in funzione. E la risposta scritta mi dice in agosto, a fine agosto mi risponde che è da 1 mese che sono in funzione. Non è chiaro allora se sono da febbraio 2014 oppure da agosto 2014. Poi un'altra cosa, sempre sul fatto dell'interpellanza. Come a dire, il fatto che lei abbia fatto anche una dichiarazione stampa e mi permetta, assessore, vice sindaco, un po' cadente come contenuto, perché lei cita 2 consiglieri che sono stati assessori, ovvero Pellegrini e Teso. È vero, sono stati assessori all'ambiente e all'ecologia come lo è lei in questo momento. Si cita per il fatto dei 600.000 euro di conguaglio, il famoso conguaglio delle attività precedenti. È vero, ma lo sa anche lei quando era Presidente del Consiglio di quella scelta, perché lei alle giunte partecipava, anche se non aveva diritto al voto, però per tradizione era presente, lo sapeva e lo sapeva benissimo anche che avevamo deciso, e lei era concorde, sul fatto che quel famoso conguaglio doveva essere rateizzato in 3 rate, a cui a partire la prima l'ha menzionata anche lei nel Consiglio Comunale del 15 aprile. Questo per dirle che i conguagli purtroppo ci sono ogni anno, non per colpa dei 2 consiglieri che erano assessori all'ecologia, ogni anno ci saranno. È il dato negativo che ogni anno i conguagli sono sempre negativi. Infatti credo, e ma lo saprà benissimo lei perché ha avuto comunicazione da ASLO, che il conguaglio per il 2013 vale circa 260.000 euro. Quindi se si voleva fare la battuta oppure rimarcare il fatto che i 2 assessori precedenti hanno fatto qualcosa di strano, questa gliela ritorno perché torno a dire, vedremo nel 2015 cosa presenterà di conguaglio e torno a dire è legittimo, come è legittimo la scelta che è stata fatta, e ricordo a lei che era Presidente del Consiglio, fatta in giunta perché era presente, su come chiudere quella posizione che erano all'incirca intorno a 700.000 euro portati avanti dalle precedenti amministrazioni. Nulla dà la colpa all'amministrazione Striguri, sia chiaro, perché il sindaco l'ha ereditata quella situazione, lo sapevamo tutti, ma ce ne saranno ben altre perché i conguagli sono sempre negativi. Questo è tanto per inciso perché si tende sempre a dire la colpa degli altri. Lei era presente, torno a dire, in giunta come Presidente del Consiglio, non era assessore, e magari, visto e considerato che ci ha citato come 2 consiglieri che hanno fatto chissà cosa, se si informava magari prima, visto che nelle precedenti amministrazioni c'è anche suo papà che era assessore al bilancio, mi sembra, i dati li sapeva. Grazie. Prego, assessore Trusso. Vi do la risposta che ha avuto il Teso e allora innanzitutto alla risposta che ha avuto per iscritto all'interpellanza alla quale avete fatto proprio richiesta di averla per iscritto. Allora, in un primo tempo, quando mi sono approcciata a dare risposta all'interpellanza, le avrei risposto con dati via per via, spaziamento per spaziamento. Ma data la mia poca esperienza di amministratore, poi mi è stato spiegato che non è compito di questo Consiglio Comunale fornire dati, ma piuttosto discutere dei criteri adottato. E quindi questo mi sono limitata a dare risposta per questo. Quindi il criterio adottato per la stagione 2014, stagione estiva 2014, è stato quello di ottimizzare gli spostamenti, i bottamenti cestini e passaggi sulle vie di minor flusso turistico. Quindi non è stato toccato, e ripeto, non sono stati toccati i servizi, gli orari e i turni, né per tutto il centro storico né per tutta l'isola pedonale e tutta Piazza Santa Margherita. Per cui questo per la stagione 2014. Quello che riguarda la stagione 2015 l'ho riportato in questa risposta di interpellanza solo per dire che l'operazione che abbiamo iniziato con ASLO non si limitava a queste piccole ottimizzazioni della stagione estiva, ma vorremmo fare un percorso proprio educativo con tutti i cittadini di Caule e quindi per il 2015 dovremo mettere in campo delle attività che dovremo comunque concordare con le categorie. Spero che qua in ottobre faremo questa attività. Quanto riguarda gli
ispettori ambientali, io ho qua una relazione degli ispettori ambientali che mi è arrivata ad agosto, a luglio 2014. Gli ispettori ambientali, beh, proprio che ne abbiamo uno assunto dal 2005, ma si riferì nella risposta scritta, l'ho scritto che gli ha detto che è arrivato un mese fa, perché è arrivato il secondo ispettore a giugno. Avevamo già un servizio da gennaio e a giugno è arrivato il secondo ispettore ambientale. L'azione che loro fanno è un'azione tecnica, quindi informano l'attività, mettono a conoscenza dei servizi svolti da ASO e spiegano come effettuare al meglio la raccolta differenziata. Prediligono l'informazione, non fanno repressione. Hanno fatto sanzioni a 5 attività, solo 5 attività, proprio perché avevano un comportamento ripetitivamente errato e quindi hanno sentito i vigili perché loro sono supportati dalla polizia municipale e hanno provveduto a fare le sanzioni, però solo 5 attività. Loro nelle relazioni ne scrivono 5, quindi questo. Per quel che riguarda i conguagli, adesso la stampa forse l'ha riportato in un modo così piccante, in realtà io non voleva essere una polemica, era perché si chiede, si sollecita continuamente, poi nella giornata della Corriere ho chiamato 2 o 3 giornalisti, anche un po' diciamo sollecitando in maniera un po' provocatoria la questione, mostrandomi anche delle foto pervenute agli uffici del giornale, scattate in data 23 settembre, mostrando dei cassonetti non svuotati e quindi hanno innescato una polemica. Io adesso voglio specificare che da metà settembre siamo tornati alle situazioni, ai ritmi di svuotamento e di spazzamenti della stagione invernale, non più quelli estivi, per cui saranno ridotti e lo vediamo tutti, sono molto ridotti. Quindi quelle foto che sono pervenute in redazione a me spiace perché probabilmente sono state fatte subito dopo che il cassonetto è stato svuotato, poi le attività sappiamo tutti sono in fase di chiusura, probabilmente una sola attività ha riempito direttamente i cassonetti con tutto il materiale che erano a smaltire. Ovviamente avendo ridotto il servizio perché siamo passati dalla stagione estiva, poi rimangono i cassonetti pieni per un paio di giorni. Mi dispiace, come mi spiace anche che voi pubblicate delle foto del centro storico a Coroscopo alle 7:45 del mattino. Sono foto scattate, mi sembra appositamente per fare polemica, un attimo prima che l'operatore intervenga, perché voi sapete bene che l'operatore interviene sempre dalle 6 alle 8:30, per cui alle 7:45 sono in pieno servizio. Voi comunque conoscete la materia, quindi mi spiace questo intervento che sembra scorretto. Io ho citato il fatto dei conguagli solo per dare una lettura completa al giornalista che mi aveva chiesto come fare polemica. Spero di aver risposto a tutto. Presidente. Prego, capogruppo. Sì, Assessore, intanto le foto non le abbiamo pubblicate noi e comunque se mi faccia vedere se c'è il nome mio di qualche altro consigliere seduto qua dentro. Primo. Secondo, le foto che diceva che sono arrivate ai giornali sono state pubblicate forse da qualcuno vicino a voi in Facebook. Secondo, chiudo l'inciso, le farò anche il nome e cognome perché non ho nessun problema. Terzo, io apprezzo e comunque dico vicino a voi addirittura consigliere delegato, mi permetto anche di dire questa, delegato da voi. Quindi io capisco, prima di lanciare accuse su foto pubblicate, io non ho pubblicato foto, torno a dire. Non l'ho neanche commentato, ho solo commentato lo stato di fatto e non mi riferisco a settembre, io non mi riferisco nemmeno al centro storico perché so benissimo che il centro storico è sempre tenuto bene e ci mancherebbe altro anche perché è la cartolina di benvenuto della città. Mi riferisco a tutto l'altro sistema di una verde Porto Santa Margherita, lei è sicuro, guardi, ma non è per far polemica, io capisco che il comune deve tagliare, perché non si può parlare di ottimizzare, dobbiamo avere il coraggio di dire dobbiamo tagliare perché non ci sono i fondi. Sì, lei deciderà di concentrarsi in determinate vie giustamente e il servizio sarà ridotto rispetto a quello che era stato fatto negli anni scorsi. Questo è un ragionamento corretto, io non la sto accusando perché anzi ho detto bene nella sua relazione, bene nel suo impegno, nessuno nasce maestro, quindi nessuno sa e apprezzo il fatto che abbia detto qui pubblicamente che non sapeva come rispondere, lo trovo corretto. Però non si facciano accuse in più del dovuto, perché come vede le ho risposto.
Le accuse vengono dalla parte vostra, non dalla parte nostra. Io ho sollecitato, ho chiesto dei dati per capire, ma torno a dire, la mia interpellanza non è stata fatta per criticare lei che è assessore in questo momento, sia chiaro. Avere il coraggio, perché bisogna averlo, di dire non è ottimizzazione del servizio, questi sono puri tagli che non sono dettati dalla volontà sua, torno a dire, e nemmeno di quella del sindaco o di qualche altro assessore, è proprio una cosa dovuta perché non c'è il bilancio del comune, sappiamo che è fatto da tutte le parti, nel senso che ormai dobbiamo tagliare tutto, ma questo è normale, succede in tutti i comuni, però non si lanciano accuse e mi permetta che l'articolo era verificante, perché fatalità non ho capito perché non ha citato magari anche l'assessore Vanniferro, visto che all'epoca era l'assessore che rivestiva il suo posto, il mio e quello dell'assessore, l'ex assessore Pellegrini, che ha fatto la stessa cosa, anzi l'ho ereditata anch'io la situazione dei conguagli, è normale, però allora si danno i dati giusti, perché come si è detto del conguaglio di 600.000 euro che lei parlava, naturalmente fatte, perché questo si leggeva dai due consiglieri, dai due ex assessori, ma deve anche dire, i conguagli ci sono ogni anno e i conguagli che saranno nel suo mandato, già nell'anno in corso, sono pari a circa 260.000 euro. Quindi non stiamo parlando a farci meraviglia, prima hanno fatto conguagli e adesso non ci sono, perché torno a dire, poi la scelta che farà l'amministrazione, ne abbiamo discusso anche in giunta, se si ricorda il Presidente, l'assessore che all'epoca era Presidente, sono cose che sceglie la Giunta decide di metterli in un modo o nell'altro, di farli pagare prima o di farli pagare dopo, questo è normale, ma nulla di che, però mi creda, la provocazione, forse la cattiveria, ma non cattiveria a lei personale, la cattiveria ce l'ha messa accusando subito di aver pubblicato le foto. Torno a dire, le foto chiedetevelo all'interno della vostra maggioranza perché sono state pubblicate su Facebook, non da noi. Grazie. Grazie, prego consigliere Todò. Assessore Sindaco, lei ha auspicato che nei prossimi mesi si cercherà di fare un'opera non dico di convincimento, ma di maggiore educazione sul territorio. La invito comunque a coinvolgere anche l'unità che fa questo tipo di interventi, che mi risulta che spesso e volentieri sia gli operatori ecologici ma anche gli uffici non siano molto diligenti o attenti con le segnalazioni che arrivano dal territorio, e auspico che anche questi operatori, questi ispettori facciano solamente l'operazione di reprimere o di individuare quelle che sono le negatività da parte dei cittadini, ma controllino anche se il servizio, soprattutto sulla pulizia dei cassonetti, sul passaggio degli automezzi e dei servizi, sia conforme alla